Bene raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, Utah Jazz, Indiana Pacers, NBA. Vai ragazzi che andiamo. Oddio, qua ho levato qualcosa probabilmente. Aspetta un attimo. Opzioni. Commento, mettiamolo così. Annunci, così, ok, volume pubblico, così, ok, Ocio, fallo di Hayward. Dobbiamo continuare la nostra scalata verso i playoff. Chancey Billups, il piccolo Billups. Vai Kume. Il Kume è un po' stanco ragazzi, sta veramente tirando la carretta. Billups, errore di Chancey. Bravissimo. Grandissimo, grandissimo Kanter. Gioco da 3 punti, 3-1 Utah. Adesso decido di registrare il primo e quarto periodo, perché sennò ragazzi è veramente, veramente dura. Questo gioco da registrare non è semplice, infatti non lo fanno neanche in tanti proprio per quello secondo me. Proprio perché è un gioco difficile da registrare, tanto che sono 82 le partite. E sono lunghe, se vuoi fare una cosa reale sono lunghe. Comendone entra, primi 2 punti a referto per Veneziano. Granger si gira benissimo. 2 punti facili per Granger. Bravissimo il Comendone, l'appoggia molto bene. Buon inizio per Utah. Una squadra che va come ambizione quella di fare una stagione normale, invece ha la possibilità di andare ai playoff, ma ne deve vincere ancora un po'. Comendone e appoggia altri 2 punti. Grande Veneziano, Veneziano fenomeno, è il fenomeno, Comenda Veneziano. West. George. Fallo di Favors. Ta-na-na-na-na-na. 1 su 2 per West. Billups, Chancey, il piccolo Chancey. Veneziano e le appoggia altri 2 ragazzi. Veneziano 100% dal campo, un qualcosa di devastante. Addirittura qualcuno ha detto Veneziano non merita solo il titolo Rookie of the Year, ma anche il MVP dell'anno al primo anno. Sarebbe una cosa senza senso logico. Fallo del Veneziano. Calma, come non cominciare a far falle. No, Kume, dai! Merda. Ah, Indiana più 5, 2 falli proprio stupidi ho fatto, niente, questo è il mio punto debole. Johnson. Attenzione Brewer.
E dopo però Indiana riesce a fare il punto. Più 7 Indiana, più 7 Indiana. E il veneziano entra. Questi sono i canestri di Veneziano. Comunque registriamo in qualche minuto del secondo quarto, perché qua ha fatto veramente poco. West. Bravissimo Veneziano. Cosa hanno fatto Utah? Veneziano ha fatto un assist sublime. Un giocatore straordinario. Un giocatore straordinario. Con quante R? Stoppata veneziana. Stoppata veneziana. Signori, this is Cume. Quando il Cume gioca come sa, so cazzi per tutti. Jefferson. Bellissimo movimento di Utah e spara! Solo rete! Ok, 28 pari a fine del primo quarto. Registriamo anche 2 minuti del secondo quarter. Terry. Utah 28, Indiana 28. Vai. Watson. Johnson. Triplone di Johnson. Defense. Signori, questo è il movimento veneziano. Tipico, il movimento Gondolarus ribattezzato. Bravissimo. E il Comendone ancora entra e sono ancora 2 punti, ragazzi. Il numero 7 di Utah veramente sta emozionando la platea. 6 canestri su 6, qualcosa di fenomenale. The best Utah in the world. Fallo di Gubert. Con questi liberi 32. Secondo libero. Non ci credo. Mi ha dato... Oh, ma perché? Vado a vincere di 1, ma dopo un secondo che ho staccato la registrazione per riprendere al quarto mi ha dato al terzo fallo per proteste e mi ha fatto uscire dal campo. Non ho parole, ragazzi, ho vinto. No, ma vabbè, se è bello. Niente, devo tenere la registrazione comunque. Con questo da NBA è così. Può succedere di tutto. Pazzesco, ragazzi, pazzesco. Allora, il terzo fallo mi ha dato la squalifica. Cioè, mi ha dato l'uscita. Abbiamo vinto, però questo è almeno l'importante. Lo so, Jefferson di merda, vabbè. Yeah, man, I'm glad something good came out of it. Yo, I was not happy being back here while y'all were out there taking care of business. Thanks, man. E niente, così, almeno abbiamo vinto di un punto, veramente è andata molto molto bene, ragazzi. Peccato che ero 17 punti e 3 assist, ero messo molto bene, ma purtroppo... Can you tell us what that was all about? Io sono il Pepe del... Sì.
Were you watching the game tonight, Veneziano, man? incazzati. If so, you have to agree that some of Veneziano those si calls incazza, on la me cosa just è didn't un make po' troppo sense. ufficiale per i I'm miei a gusti. competitive guy. And when I feel like something's unfair, Questo però anche l'NBA, ragazzi, il bello di questo gioco rispetto all'altro che c'è più ste cose, ci può stare, fai partite anche da 2 quarti e basta. Questi is NBA, come Indiana, in inglese puro. Ora gioco 40 minuti a partita, ragazzi. Andiamo a vedere le classifiche. Sono diretto a Milwaukee. Milwaukee. Ladies and gentlemen, we've been cleared for landing. Please buckle your safety belts and enjoy your stay in Milwaukee. Ok. Vediamo un po' le classifiche. Allora. Vediamo quanta è espulso. Allora, qua come siamo messi? Allora, leader stagionali. Chiaramente io qua non ci sono. Sì, sono su tiri al canestro secondo, cazzo, grande. Questa è una bella cosa. Su palle rubate, 1,8 a partita, bene. Infortuni. Infortuni LeBron James, ai. Vabbè, andiamo a vedere le classifiche qua. Alla conference orientale, vabbè. Noi siamo al quinto posto, 34-25, siamo messi molto bene, partite rimaste 23. Buono ragazzi, molto bene, le possibilità di playoff sono veramente tante. Raga, saluto il comandante veneziano, prossima partita, vediamo se farà contro Milwaukee o magari contro un'altra, perché Milwaukee non mi ispira molto come avversario. Commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, lo youtubers italiano.